creduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Il Vangelo comincia dicendo la sera di quello stesso giorno. Di che giorno si tratta? Di Pasqua, del giorno di Pasqua. La sera. E la sera, quando scende il buio, che sentimenti avete? Paura. Sì, è vero, è vero. Il buio fa paura, fa paura. Quando scende il buio è facile poi essere presi anche un po' magari dalla tristezza, ma certamente soprattutto dalla paura. E in quel cenacolo, quella sera, in quella casa c'è paura, abbiamo sentito c'è paura dei giudei, di essere scoperti da loro in quanto erano amici di Gesù, paura anche di se stessi, della propria vigliaccheria, di come si erano comportati nella notte del tradimento, avevano abbandonato Gesù. Sembra quasi che manchi l'aria in quel cenacolo. Eppure Gesù, nonostante la loro inaffidabilità, possiamo dire, nonostante quello, Gesù viene. Anzi, proprio per la loro inaffidabilità, per l'essersi comportati insomma non così bene, proprio per questo Gesù viene. E mi conforta pensare che se Gesù trova la porta chiusa del cenacolo non se ne va. Se tardo, 8 giorni dopo Gesù è lì di nuovo che mi aspetta, è ancora lì che mi aspetta.
e dice pace a voi, shalom. È un saluto biblico che significa molto più della pace come semplice fine della violenza. Indica la forza dei miti e dei non violenti contro la logica del più armato, potrei dire. Indica la luce dei puri di cuore dentro la nebbia delle astuzie, delle cattiverie. Shalom, pace a voi, indica la serenità dei giusti nelle ingiustizie, la perseveranza degli onesti fra le disonestà. E il risorto, avete sentito, soffia su di loro. Dice ricevete lo Spirito Santo, soffia la vita. Lo Spirito Santo è il soffio di vita, è il vento che librava sulle acque nel momento della creazione del mondo, è il vento che ha creato la vita, ritorna, quello stesso vento ritorna su quelle persone rinchiuse dalla paura e dona a questi discepoli quella forza e quel coraggio per essere testimoni innanzitutto di perdono, di riconciliazione. Rimettete i peccati. È importante essere testimoni, guardate, di perdono, di riconciliazione, perché se no non si va avanti. Il perdono è una strada necessaria per riattivare la vita nuova nella comunità, nel paese, nella società, dove ti trovi a vivere con gli altri. E chiede, pensate, la cosa è curiosa, chiede di essere responsabili di perdono, di riconciliazione, di misericordia proprio a persone che insomma non erano proprio così attenti a perdonare, a usare misericordia, persone che hanno sbagliato, che hanno faticato. Ma perché chiede proprio a loro? Perché chiede proprio a queste persone di essere portatori di misericordia, di perdono, di riconciliazione? Ma perché in fondo, se ci pensate, chi meglio di loro sa, perché hanno provato, hanno sbagliato, e chi meglio di loro sa quanto è importante essere capaci di perdono e di misericordia, quanto è importante la misericordia e il perdono per riattivare la fraternità, perché senza fraternità, lo ripeto ancora, non si va avanti. E Tommaso, quando succede tutto questo, l'apostolo Tommaso c'era? Era lì? Tommaso era lì? No, non era lì. Avete sentito nel Vangelo? Tommaso non c'era. E insomma, poi il Signore risorto ritorna, si ripresenta e Tommaso c'è poi. E lui dice, se non vedo, non credo. E povero Tommaso, è diventato anche proverbiale Tommaso, no? Se non vedo, non credo. Tommaso in fondo vuole delle garanzie e in fondo Tommaso ha ragione su questo, vuole delle garanzie, perché Tommaso dice se Gesù è vivo tutta la mia vita allora cambia, è rovesciata. E Gesù si avvicina alle nostre lentezze nel credere con pochi e semplici verbi, li abbiamo sentito. Dice a Tommaso, guarda, metti, tocca. Ecco, Tommaso comprende da quei fori sulle mani di Gesù, da quelle ferite, il motivo per cui Cristo è risorto. Per un amore scritto, direi, con ferite incancellabili. Tommaso in quel momento lì passa dall'incredulità, direi così, all'estasi. Si concentra con tutto il suo cuore, la sua mente, su colui che conta davvero per la sua vita, perché possa vivere con pienezza. Ecco, se Tommaso poi abbia toccato o no il corpo del risorto, questo non è importante, non ci è detto. Però lui esclama, mio Signore e mio Dio. E quel mio Signore, mio, indica appartenenza. Tommaso dice, senza di lui cosa farei? Senza di lui non ci sarei. Senza di lui non vivrei. La mia vita dipende solo e soltanto da lui.
La mia gioia dipende solo e soltanto da Lui, la mia forza dipende solo e soltanto da Lui. Non me la posso dare da solo la forza. Beati quelli, dice, che pur non avendo visto crederanno. E guardate che parla di noi, perché Gesù, sentite, lo abbiamo visto sul serio? Lo abbiamo visto sul serio? No, non l'abbiamo visto. E Gesù dice, beati quelli che pur non avendo visto crederanno. E parla proprio di noi. Beato chi fa fatica, chi cerca a tentoni, chi non vede ancora, eppure, nonostante tutto, cammina avanti, va avanti, vive anche l'esperienza della Chiesa, della parrocchia. Ecco, la fede, vedete, la fede è il rischio di essere proprio beati, felici. Che non è, vedete, essere felici non vuol dire vivere una vita più facile, spensierata, ma certamente vuol dire essere felici nonostante tutto, nonostante le difficoltà, vivere una vita appassionata, non mollare la presa della vita, ma cercare in tutti i modi di trovare soluzioni per riuscire al meglio. Ecco, questo vuol dire essere beati, questo vuol dire essere felici, essere capaci di non sederci nel pessimismo, nella desolazione della lamentela, ma rialzarci, andare avanti. E il Signore ci dà questa possibilità, ci dà questa forza. Ferita, la mia vita sì può essere ferita, ma capace comunque di luce e anche di guarire. Perché nel racconto degli Atti degli Apostoli, so che prima nel ritiro avete parlato del racconto degli Atti degli Apostoli, della prima comunità cristiana, ecco, perché nel racconto degli Atti degli Apostoli troviamo una comunità capace di vivere insieme, persone capaci di vivere insieme, perché? Ma perché sono motivati dalla fede in Gesù. E la fede ti motiva nel cercare ciò che unisce e non quello che divide. Se tu credi in Gesù, se tu sei in comunione con Lui, ma certamente ti impegnerai con tutte le tue forze, con tutta la tua mente, a vivere insieme agli altri, non a stare lontano, non a creare divisioni, baruffe, ma a cercare sempre un accordo. Questo sì. Ma se non siamo capaci di fare questo, che comunità cristiana siamo? Che famiglie siamo se non siamo capaci di cercare quello che unisce? Ma che famiglie siamo se privilegiamo la divisione? Che comunità cristiana siamo se preferiamo baruffare? Che comunità cristiana siamo? Che chiesa siamo? Ma che senso ha? Ma che senso ha? Sì, si può discutere, va bene, ma non tirar su muri. Che cos'è questa roba? O andare contro. Noi siamo con, non contro. E allora, vedete, solo percorrendo strade di comunione veramente ci si unisce al cielo, alla Pasqua. Siamo, per usare il linguaggio di Pietro nella seconda lettura, siamo rigenerati alla speranza. E se ci sono momenti difficili possiamo anche non scoraggiarci, perché la nostra vicenda, che ora magari conosce la fatica, vedrà la resurrezione. E allora non stai a vepora, perché quando è finita la vostra forza, us do io la mia forza, disse il Signore, e la mia forza è il Spirito Santo. Vai in davanti serens, vai in davanti con coraggio. Amen. Ecco, ora potete prendere il foglietto
con la professione di fede, il simbolo aquileiese. Noi, come ci tramandano i nostri padri, seguiamo la norma che abbiamo ricevuto nella chiesa di Aquileia con la grazia del battesimo, insieme. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, invisibile e impattibile, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale nacque per opera dello Spirito Santo dalla Vergine Maria, fu crocefisso sotto Ponzio Pilato e sepolto, discese negli inferi, il terzo giorno è resuscitato, è asceso al cielo, siede alla destra del Padre. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa, la remissione dei peccati, la resurrezione di questa carne. Amen. Al di fuori di questa fede, che ho dichiarato, che è comune a Roma, Alessandria e alla nostra Aquileia, e che si professa anche a Gerusalemme, altra non ho avuto, non ho, e in nome di Cristo non avrò. E ora al Signore portiamo la nostra preghiera, sapendo che Lui sempre ci ascolta e ci esaudisce secondo la sua volontà. Diciamo: Dio di misericordia, ascoltaci. Dio di misericordia, ascoltaci. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e tutti i battezzati, chiamati a portare nel mondo l'annuncio della salvezza con l'autentica testimonianza della vita, noi ti preghiamo. Dio di misericordia, ascoltaci. Per quanti hanno responsabilità di governo, per i popoli segnati ancora dalla guerra, per quanti faticano a vivere e a trovare nella società il loro posto, noi ti preghiamo. Dio di misericordia, ascoltaci. Per tutti i sacerdoti che amministrano il sacramento della riconciliazione, inviati per essere riflesso del volto di Dio e mediatori della sua misericordia, noi ti preghiamo. Dio di misericordia, ascoltaci. Per le nostre comunità, per le famiglie che stanno attraversando situazioni difficili, per chi tra noi è nel dubbio e fatica a credere, noi ti preghiamo. Dio di misericordia, ascoltaci. Per i nostri bambini, ragazzi che si preparano a ricevere il sacramento dell'Eucarestia e che oggi hanno vissuto un pomeriggio intenso di gioia e preghiera, preghiamo. Per tutti gli anziani, le persone sole, le persone provate da tante situazioni difficili, soprattutto nel cuore, perché trovino il conforto di tanti fratelli e sorelle, preghiamo. O Signore Dio nostro, che nella tua grande misericordia ci hai rigenerati a una speranza viva, accresci in noi la fede nel Cristo risorto, perché credendo in Lui abbiamo la vita nel suo nome. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. A te, Signor, leviamo i cuori, a te, Signor, noi li doniamo. Quel pane bianco che t'offre la Chiesa è frutto santo del nostro lavoro. Accettalo, Signore, benedici. A te, Signor, leviamo i cuori. A te, Signor,
vino puro che t'offre la Chiesa, forma la gioia dei nostri bei colli. Accettalo, Signore, benedici. A te, Signor, leviamo i cuori. A te, Signor, noi li doniamo. Pregate, fratelli e sorelle, perché l'offerta della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la Pasqua eterna, salga gradita a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni del tuo popolo. Tu che ci hai chiamati alla fede e rigenerati nel battesimo, guidaci alla beatitudine eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto il peccato del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero di amore nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea del cielo canta la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie
perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente. Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della resurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, tutti i Vescovi, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, di Emanuele, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, assunta in cielo, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Martiri, San Marco, i Santi Ermacora e Fortunato, San Lorenzo, San Valentino, Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Adesso, ragazzi, pregheremo con le stesse parole di Gesù, quelle parole che Gesù ci ha lasciato e con le quali noi possiamo rimanere sempre in comunione con Dio. E noi chiediamo che ci dia il pane necessario, il pane quotidiano, il pane necessario per vivere con pienezza, per non perdere il nostro tempo, le nostre giornate, ma per dare consistenza, valore. Ed è il pane della sua presenza, quella presenza che poi si fa amicizia, si fa capacità di perdono, di dialogo, di incontro. E allora con questi sentimenti, ancora una volta, insieme ai vostri genitori, a tutti noi, ecco che ci affidiamo al Padre e diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare al nostro peccato, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore risorto sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Ci scambiamo la pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. Dio Onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto sia sempre operante nei nostri cuori, per Cristo nostro Signore. Sulle colonne trovate il Nestris Fuei con così alcune riflessioni su questo tempo
che ci sta davanti, tempo anche, come troverete scritto, dedicato, la Pasqua è questo, tempo dedicato ai sacramenti. Ecco, già dalla notte di Pasqua abbiamo celebrato 4 battesimi, poi nelle prossime domeniche ne avremo altri, sia ad Aquileia che a Fiumicello. Ecco, e poi tempo di preparazione alla prima comunione. Qua saluto i nostri ragazzi, i nostri bambini di nuovo, poi avremo successivamente a giugno la cresima e altri momenti sacramentali come i matrimoni. Quest'anno tra Aquileia e Fiumicello ne abbiamo ben 16 di matrimoni, un successone, insomma, ecco, quindi possiamo essere contenti. Ecco, preghiamo anche per gli sposi, ecco, che si stanno preparando a questo importante giorno. Ecco, vi invito a portare a casa il foglio con gli appuntamenti, va bene? Ecco, chiediamo al Signore la pace del cuore, la pace nelle nostre case e la sua benedizione. A questo proposito, ecco, chi desidera la benedizione della casa si rivolga pure in ufficio parrocchiale e pian piano cercherò di passare, va bene, e compiere questo gesto in cui certamente si realizza la benedizione del Signore, ma anche la consolazione e la presenza della Chiesa. Il Signore sia con voi. Ci benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore risorto andiamo in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Naceli letare, alleluia. Qui acque meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Buona domenica a tutti. Beh, possiamo fare la foto, no? Qua davanti a Giona, bambini, catechiste e genitori anche, va bene?
Gesù riassume su di sé i diversi tipi di sofferenza che accompagnano anche tutti noi. La sofferenza della perdita dell'amico Lazzaro, la sofferenza della paura, quando suda sangue per fattori esterni su cui non può nulla, la sofferenza dell'umiliazione davanti alla propria gente, e poi le sofferenze fisiche, il dolore breve ma devastante della flagellazione, dei chiodi, delle cicatrici che restano per sempre. Il dolore ininterrotto della corona di spine, tante spine, tanti dolori che non danno tregua, che alla lunga debilitano il corpo e la volontà. Il dolore del respiro che arranca, il dolore terminale e consapevole, che cessa solo con la morte. E infine il dolore nel dolore, la paura dell'abbandono, il dolore più grande perché ci fa sentire inutili. Con la sua passione, Gesù abbraccia idealmente tutti i nostri dolori. Ci mostra come la sofferenza sia una cruna attraverso cui passare per poi arrivare al Padre e risorgere. Molti di noi hanno sofferto di più e più a lungo di Gesù, senza poter contare sulla sua forza e sulla sua fede. Però il dolore non si misura in quantità, ma in qualità. Gesù dà un senso alla sua sofferenza dicendo: «Nelle tue mani affido il mio spirito». La carne si lacera, piange, suda, soffre, ma non c'è arma che possa ferire l'anima se si affida e se si eleva a Dio.